C'è chi pensa che i migliori film non possano avere un sequel e chi invece vorrebbe che certe saghe non finissero mai. Nella terra di mezzo, in queste due scuole di pensiero, c'è il replay del derby. Per definizione, ripetizione di quanto già accaduto. Ai fatti, si riparte da zero. Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, questa è Pomezia. Pagina 17 di 30 del campionato di Serie A di futsal, atto secondo, si rigioca Fortitudo Pomezia e così di Genzano. Si rigioca il derby interrotto quell'11 febbraio sul risultato di 2-2. Il collegio di garanzia dello sport del CONI, che ha accolto il ricorso presentato dalle così di Genzano, ha deciso per la ripetizione totale dell'evento e allora eccoci qui. Le due squadre sfilano, una partita che probabilmente un paio di mesi fa ha avuto un'importanza diversa anche al netto delle classifiche, un risultato che oggi sposterebbe di poco gli equilibri delle due squadre in vista dei playoff. Detto questo, però, siamo contenti di gustarci lo spettacolo di una gara come questa. Ci sono ovviamente delle differenze a distanza appunto di mesi. Parto prima dalle Cositi, c'è Brunelli, il rientrante Brunelli per De Oliveira. In casa Fortitudo invece manca Matteus, che all'epoca segnò un gol e un autogol, e Cutrignelli. Match che fu interrotto appunto sul risultato di 2-2. Vediamo quali saranno quindi le scelte dei due allenatori. Mister Gianfranco Angelini sceglie Moliterno tra i pali, Mentasti, Lugero, Lopez, Michelangelo e Cutrupi a completare il quintetto. Dall'altra parte Mister Marin si affida a Di Ponto tra i pali, Taborda, Matilara, Brunelli e Nem. Sembra essere tutto pronto, il primo possesso sarà gestito dai rossoblù. C'è Lugero sul pallone, si gioca ovviamente in una cornice un po' particolare, con le solite ormai consuete restrizioni di porte chiuse da qui alla fine della stagione. Eccoci partiti, Fortitudo Pomezia e così di Genzano col primo pallone scaraventato lontano da Moliterno alla ricerca del solito Lugero Lopez, impreciso, e allora primo possesso ospite. Taborda, Nem incontro ancora per il 14, vuole subito la pressione mister Angelini. Brunelli litiga fin da subito con Mentasti, ancora cercato dal pallone di Nem, si tirano tutte e due le maglie, la palla la brecca Michelangelo che poi va anche a sbattere. Cutrupi, Lugero la tiene, c'è un fallo di Lugero. Primo richiamo dopo il primo fischio, il primo richiamo anche per Brunelli, l'altro pivot. Ha pensato forse troppo ad usare le mani a fare protezione Lugero più che a gestire il pallone. Taborda la muove, primo fallo della gara. Taborda è scappato, Brunelli la gestisce, va da Nem, destro alto, applausi di Marin. Moliterno verso Lugero che la spizza
è attento Di Ponto, in due tempi la fa sua, giocata solita tra Moliterno e Ruggero Lopez, che ha portato gol e occasioni nel corso della stagione. 60 secondi esatti trascorsi, un bel inizio, ma d'altronde i valori in campo sono davvero elevati. Lara 1 contro 1 con Cutrupi, ultimo tocco del 16 in maglia rosso-blu, organizza Mati Lara, poi Taborda, controllo orientato, scarico per Brunelli, contromovimento, prova a scappare alle spalle di Mentasti, si ferma a metà, poi Nem, arriva Taborda, Ruggero in pressione e Brunelli allora prova ad alleggerire, Taborda è costretto a mandarla via, Cutrupi prima di Lara, controllo così e così, allora protezione del numero 5 che ora riceve e punta, entra nel campo, scarico per Nem, movimento di Brunelli, l'ha visto Nem, prova a servirlo Brunelli e poi Mentasti che gli concede un giro all'angolo. Ammonito Mentasti per proteste dopo nemmeno 2 minuti di gara. Nem dopo il fischio, palla verso Brunelli, Michelangelo al posto giusto e può guidare la transizione. Mentasti forte verso Ruggero Lopez, colpito in pieno Taborda, ben messo sulla traiettoria Cutrupi da Mentasti, poi Michelangelo isolato in fascia, decide di cambiare lato, Mentasti a 2 tocchi da Ruggero, protezione anche sull'arrivo di Nem, scarico dal 14, Michelangelo entra nel campo, ha spazio anche per calciare, ci pensa forse troppo, Mentasti vuole una giocata su Ruggero e la trova, murato il mancino ma la palla è ancora del 9, ottima lettura di Taborda che potrebbe anche spingere la ripartenza, decide invece di gestire con calma, respira col pallone le Cositi. Taborda sbaglia questa volta in uscita, poi Michelangelo non muove la palla, gliela muove Nem. Rimessa Fortitudo, battuta da Michelangelo, chiama la giocata proprio il 14, servito nuovamente da Cutrupi, poi Ruggero potrebbe andare sul mancino, la lascia a Michelangelo, destro ancora murato dall'altro 14. È sempre rimessa. Cutrupi la tocca appena, come la tocca appena Di Ponto, prima parata importante della partita. Destro improvviso di Michelangelo, grande riflesso di Ponto, Mentasti fuori, Cutrupi mastica il mancino ma la palla gli torna, ancora Cutrupi, Michelangelo avrebbe voluto servire ancora Cutrupi, sembrava quasi più disperato Taborda che aveva letto in anticipo le intenzioni di Michelangelo. Intanto trovato Mentasti tra le linee, ottima la palla, il rimpallo però lo vince Taborda che prende anche un colpo, non c'è nulla. Nem col pallone, Brunelli, scarico e va via, Mati Lara, Nem, Taborda in banda su Brunelli, sulla lato orientata, poi lascia lì a Lara, l'ultimo tocco è di Michelangelo senza fallo, quindi angolo per l'Eco City. Gara interpretata benissimo fin qui, almeno in avvio da entrambe le parti. Nem fuori per Taborda, controllo così e così,
Giro da Di Ponto, che guarda Brunelli, lo cerca, Lugero prima con la testa, anche preciso, Cutrupi può andare da solo, Cutrupi a spazio, giocata di Cutrupi in mezzo a due, messo giù con un fallo. Primo fallo e primo giallo anche in casa Ecositi, ammonito Taborda. Sulla giocata di gambe di Christopher Cutrupi, Taborda continua a protestare, sembra dire mi sono levato. Dentro Dudu e Raubo, vediamo se solo per la palla inattiva o se come primi cambi nel quartetto di mister Angelini. Di là è entrato Fusari, c'è il fischio, parte Lugero, Lopez col mancino, Taborda colpito, un pallone che forse sarebbe terminato fuori. Dudu, Michelangelo da solo con deviazione, Raubo ancora Taborda, poi col mancino Angelo, palla larga. Di Ponto per Micheletto, scarico su Taborda, ancora Micheletto, pressione Fortitudo, la palla arriva a Moliterno. Tiaghigno, cambiato tutto il quartetto da mister Angelini, erroraccio di Tiaghigno, Fusari la lascia lì, poi torna Gattarelli, strigliato Tiaghigno da Moliterno, che tratta decisamente meglio il secondo pallone. Raubo, ancora da Tiaghigno, poi Dudu, esce dai blocchi Gattarelli, servito d'esterno a memoria, riesce a passare con un rimpallo, Gattarelli vuole il no look per Tiaghigno, si chiude bene l'Ecositi con un universale Pablo Taborda. Tiaghigno, Gattarelli, cambio lato, Raubo, controllo orientato, sbaglia ancora Taborda, gran giocata Taborda col destro, palo esterno di Pablo Taborda, c'è anche l'Ecositi. Moliterno rischia di metterci un po' troppo, Dudu, Raubo, Tiaghigno, ancora Raubo, poi Dudu saggiamente cerca e trova una deviazione. Può manovrare la squadra di Angelini, Gattarelli, Tiaghigno, ancora Gattarelli, si complica un po' la vita la Fortitudo, allora senza badare allo stile Daniele Gattarelli la manda più lontano che può. Fusari, doppio scambio con Micheletto, prova ad andare Fusari, Romano, Micheletto gioca con Di Ponto, palla lunga proprio verso Fusari, Moliterno arriva più in alto di lui e può utilizzare le mani nella fretta. Fusari commette un'infrazione, controfallo e possesso Fortitudo. I primi 5 di gara trascorsi sembra essere tutt'altro che sciolto mister Angelini. Romano, Micheletto e ancora per Romano, poi Siddi, pallone alzato per Fusari, trova Romano, arriva Micheletto che vuole calciare da lontanissimo, Murato, ma il possesso è ancora per l'Ecositi, oggi in maglia verde. Fusari vorrebbe Siddi ma trova Dudu, allora Raubo non guarda mai la porta e torna proprio dal 30.
Siddi a togliere la linea di passaggio, si torna da Gattarelli, poi Diaghigno, Dudu, Gattarelli con l'esterno, Romano a prendere palla, Micheletto la sposta sul destro, il campo è quasi finito, riesce a metterla dentro e poi pasticcio di Gattarelli, autogol. 2 mesi fa fu Matteus, oggi è Gattarelli, trova il vantaggio Lecositi con la sfortunata autorete di Gattarelli. Cambia il parziale quindi a Pomezia, passa Lecositi. E subito time out per mister Angelini per strigliare un po' i suoi. Sembrava essere finito il campo per Micheletto, che con la suolata forse era andato troppo esterno, è riuscito a metterla dentro. La prima imprecisione di Moliterno, la seconda di Gattarelli, anche sfortunato chiaramente, e con la punta ha battuto il suo portiere. Quindi come detto avanti Lecositi dopo 7 minuti e 16 secondi. Gattarelli, Diaghigno la muove sulla pressione di Siddi, palla lunga, sembra essere addormentata la Fortitudo. Romano, Siddi orienta col destro, il pallone però è uscito. Raubo, Dudu, Diaghigno prova ad andare da solo ma sono due, Diaghigno rischia, Siddi con la punta colpisce il palo, altro erroraccio di Diaghigno, stavolta Lecositi grazie alla Fortitudo, a colpo sicuro Siddi, altro legno per la squadra di Marin. Gattarelli, Raubo anticipato, Romano 2 volte, l'ultimo tocco però è il suo. Mentasti gioca con Moliterno, pressione di Fusari, Dudu viene incontro Raubo che riesce a gestirla, prende campo il numero 18, poi torna da Mentasti. Cutrupi può sfidare Siddi, chiedono di puntare, allora Cutrupi prova ad andare, serve Dudu, pallone così e così, deve toccarla più volte il numero 30, la sposta sul destro fino in fondo, murato da Fusari. Angolo Fortitudo, si muove Raubo, palla più lunga per Cutrupi, controbalzo mancino, palla alta. (11:58), prima reazione dopo un paio di minuti di amnesie in casa Fortitudo. Michelangelo, il pallone è uscito. Siddi, Romano, Fusari, sfida Mentasti, è più veloce, Fusari prova ad andare, Mentasti però torna con totale esperienza. Michelangelo chiede a Mentasti di andare via, isolamento per Michelangelo, destro sul primo, Di Ponte attento, giocata classica del portoghese. Michelangelo, Mentasti su Ruggero, lascia lì con la suolata a Michelangelo che sposta e calcia, deviazione di Siddi, un po' dal nulla trova l'angolo la Fortitudo che è alla ricerca di un episodio per rimettere in equilibrio la gara del Pala Lavinium. Cutrupi su Mentasti col piattone, murato, ancora Mentasti,
e poi Michelangelo. Micheletto in pressione, arriva forte Lecositi, allora Cutrupi la manda via. Rimessa Ecositi, Micheletto, Romano, Micheletto, Fusari, solido controllo orientato e sfida nuovamente Mentasti. Poi scarico, torna subito il pallone, Micheletto di prima nello spazio, Fusari però si è fermato prima. Allora Mentasti con lo sguardo cerca Lugero, col pallone va da Michelangelo che ora cerca e trova Michelangelo, torna Romano, cerca e trova Lugero Lopez. L'ultimo tocco, secondo il direttore di gara, è stato dei padroni di casa, quindi rimessa Ecositi già battuta. Micheletto, Romano, Siddi può giocare con Di Ponto, contromovimento di Fusari, servito Romano che prova a passare in banda su Lugero Lopez. Micheletto, Fusari contro Cutrupi, entra nel campo e scarica su Romano, pressione, esce con la triangolazione Lecositi, anche con un fallo. Ottimo lavoro in uscita di Romano. Rivediamo, pallone scaricato, secondo fallo personale addirittura di Lugero Lopez, chiaramente anche di squadra. Micheletto con la palla di prima verso Taborda che sembra dire va bene così, e intanto la prima metà della prima frazione è andata via. Michelangelo, Cutrupi, giocata su Matilara, poi Taborda sulla seconda palla, arriva Dudu, sposta e supera Micheletto, servito da Lugero, a colpo sicuro trova la schiena di Matilara e poi Micheletto contenuto da Michelangelo. Rivediamo, gran triangolazione, assistenza di Lugero Lopez, a colpo sicuro Dudu centra in pieno Matilara. Micheletto fuori, Taborda si coordina e va col destro a centimetri dal palo, non trova la deviazione di Cutrupi. Pericolo costante Pablo Taborda. Lugero, protezione, va con la punta, doppia deviazione, Matilara più lontano che può, Moliterno raccoglie e mette subito in moto Dudu. Michelangelo prova la giocata su Micheletto, l'ultimo tocco è del numero 77. Cutrupi, Taborda prima di Lugero, recapita però il pallone ancora a Cutrupi che non riesce a superare Matilara, avrebbe voluto anche un fischio il numero 5, non è arrivato. Allora possesso Fortitudo che prova a prendere il ritmo, la perde ora Taborda, Lugero suolata e poi destro, contenuto da Brunelli. Micheletto proprio dal 9 che alza il pallone, non esce, allora Dudu alleggerisce su Moliterno, è un 4 contro 3 potenziali di là. Michelangelo cerca Lugero, si chiude a ricciole così, può anche ripartire. Micheletto pensa alla conclusione, due volte Micheletto, torna Michelangelo senza fallo, che poi deve cedere il posto a Gattarelli per riprendere un po' fiato. Si stanno alzando i ritmi del Palavinium, il risultato è sempre di 0-1 in favore dell'Ecositi. Dudu, Gattarelli, suola e scarico, Cutrupi vuole l'1-2, Gattarelli protegge sull'arrivo di Micheletto, Dudu vuole Lugero, servito addosso, arrivano i primi applausi da parte della panchina. Cutrupi, occhi negli occhi con Brunelli, lascia il pallone a Gattarelli, poi Lugero pensa alla conclusione, riesce anche a tentarla, solo angolo per la Fortitudo.
stato aggiunto un fallo alla Fortitudo, terzo fallo. Gattarelli al volo col destro sull'esterno della rete dopo il tocco di Di Ponto. Altra maxi parata di Di Ponto. Rivediamo Dudu, palla scodellata. Intanto non l'avete visto, in presa diretta dall'angolo. Raubo ha calciato fuori Di Ponto da Brunelli. La tiene e torna da Taborda. Nem a memoria in zona panchina. Tiaghigno. Gattarelli, Dudu. Scarico e va. Trovato Raubo. Gattarelli per Tiaghigno. Tutto di prima. Regalo di Raubo, poi Tiaghigno. Prima che Matilara potesse affondare il colpo. Taborda per Nem. Movimento giusto, conclusione un po' meno. 6:52 da giocare. Sempre avanti di uno l'Ecosi di Genzano. Gattarelli, Tiaghigno, Dudu, Raubo con la prima suolata entra nel campo, scarico su Tiaghigno, duetta con Gattarelli e poi va da Dudu. Brunelli lo affronta, il rimpallo lo vince la Fortitudo. Tiaghigno riesce ora a prendere un po' di metri la squadra di Angelini. Dudu da Raubo, scarico su Tiaghigno, prova ad andare da solo in mezzo a due, chiuso da Nem, aiutato da Lara, si sta sovrapponendo Nem ma va da solo Lara fino in fondo. Testa e riflessi di Moliterno. Rimesse Cositi sotto uno sguardo, sì, davanti, lo sguardo convinto di Mr. Marin. Nem per Lara, al volo col destro ma ancora impreciso il tentativo del 5. Dudu, Tiaghigno a campo, lo può prendere, decide di tornare dal 30, poi Raubo, Gattarelli, Tiaghigno, Dudu, ancora Tiaghigno, sfida Brunelli, Tiaghigno fino in fondo, destro debole, facile presa per Di Ponto. Nem vuole la pressione mister Angelini, Taborda ancora da Nem, 1 contro 1 con Raubo, si affida a Lara, gran giocata in banda di Lara a superare Gattarelli, poi verso il secondo palo, pallone non arriva a Brunelli, 3 contro 3 di là, torna anche Brunelli un po' in affanno, il numero 9 Dudu, sfida proprio Brunelli, scarico, Gattarelli, sterza, Gattarelli col destro, deviata la sfera da Lara, appoggio di Raubo, Dudu, sta arrivando Gattarelli, Dudu da Tiaghigno, sfidato Nem, destro che colpisce in pieno il 27, a 5 esatti dal termine della prima frazione, angolo per la Fortitudo. E torna Michelangelo. Servito proprio da Tiaghigno, Michelangelo col destro. Fusari in traiettoria. Concede un altro giro all'angolo alla Fortitudo. Tiaghigno per Michelangelo ancora, sempre in pieno Fusari. Michelangelo da lontano col destro, è attento Di Ponto, poi Gattarelli cercando il corpo di Nem, trovando soltanto il fuori. Romano, Taborda, Fusari incontro,
Controllo così e così, Taborda senza pensarci su la mette in out e Raubo commette un'ingenuità. Regalando rimessa alle Cositi. Fusari, Romano, vuole la pressione mister Angelini, accontentato perché Taborda non riesce a gestirla. Tiaghigno, cambio lato su Raubo, Michelangelo per Gattarelli, manca la scintilla oggi alla Fortitudo. Tiaghigno la porta un po', poi Michelangelo alza la testa, vorrebbe un movimento diverso da parte di Tiaghigno, allora decide di farlo lui. Raubo sbaglia, l'appoggio per Michelangelo. Allora Nem prova a passare, scarico su Romano, Siddi con Di Ponto. Palla lunga, liftata verso Nem, che prova un controllo francamente difficile. Gattarelli, Moliterno su Lugero che riesce a tenerla bene sulla pressione di Romano, esce la Fortitudo, ancora Lugero, duetta con Michelangelo, sterzata e destro, pallone largo, ma è l'uomo più pericoloso della Fortitudo quest'oggi e non solo quest'oggi, Michelangelo, che poi sembra non averne più. Di Ponto da portiere a portiere, Moliterno con le mani su Cutrupi. Prima pressione di Fusari, elusa dallo scarico su Lugero che la perde sulla pressione di Romano, poi Gattarelli sulla seconda palla, Siddi nel posto giusto e pallone allontanato. Moliterno accomoda su Michelangelo, in banda si muove Lugero Lopez, Cutrupi entra nel campo, cambia lato su Gattarelli, zona luce per Lugero che riceve e punta Sergio Romano. Lugero, è scappato Cutrupi alle spalle di Nem, preferisce tenerla la Fortitudo. Michelangelo sfida Siddi, Michelangelo col mancino, altro intervento strepitoso di Di Ponto. Cutrupi, scodella, Lugero al volo, Di Ponto, questa volta con i piedi, fin qui insuperabile il numero 12. Quarta parata decisiva. Cutrupi forte dentro, Di Ponto attento, Gattarelli, ancora Cutrupi. Gattarelli con Moliterno. Lugero incontro, anziché andare sul lungo, scontento Angelini, però poi Mentasti trova la mano di Fusari, non secondo il direttore di gara, ritrova il pallone Lugero Lopez e Mentasti lo muove cambiando lato. Cutrupi, ora da Mentasti, Lugero incontro, solito duello con Romano, vinto ancora dal 9. Cutrupi, Mentasti, pressione di Fusari, ultimo tocco proprio del 7, 1:46 da giocare. Lugero col tacco da Cutrupi, torna da Lugero, non riesce a controllarla stavolta il numero 9 della Fortitudo. Rimani su, urla Angelini dalla panchina. Micheletto, palla lunga verso Fusari, Gattarelli ha capito tutto, seconda palla di Siddi nello spazio per Fusari, arriva Moliterno senza superare i confini dell'area di rigore, poi Gattarelli pasticcio col mancino, il regalo alle Cositi che può chiudere
avanti nel punteggio e nel possesso questo primo tempo, anche se manca ancora 1 minuto e 25. Romano forte verso il secondo palo, Fusari non arriva, per poco, girando alle spalle del suo marcatore, per poco Fusari non beffa Moliterno, che va lungo verso Ruggero Lopez, non la trova Di Ponto, la trova Romano. E allora Fusari, scarico, Romano, Micheletto, Dudu alla meglio, ultimo tocco di Micheletto. Michelangelo Cutrupi può sfidare Siddi. Cutrupi, gran giocata su Siddi, però il pallone ce l'ha Fusari che va verso Moliterno. Fusari passa, non c'è nessun tocco a quanto pare. E allora Moliterno va da Dudu, la domestica benissimo, arriva Cutrupi con la punta, sempre attento Di Ponto, sta diventando un fattore nel primo tempo dell'Eco City, estremo difensore. Michelangelo, si muove Dudu, 35 secondi, Ruggero Lopez occhi negli occhi con Romano che guarda solo il pallone. Ruggero, cambio lato, Michelangelo, suolata a entrare nel campo, poi destro murato da Fusari. Meno di un possesso cestistico, 22 secondi per la Fortitudo, per orchestrare l'ultima sortita offensiva della prima frazione. Dudu trova Ruggero, scambio, terzo uomo, arriva Cutrupi, trovato Dudu che la porta via Micheletto, poi Michelangelo col destro, lontanissimo dalla porta di Di Ponto, 4 secondi. Di Ponto lungo verso Fusari, non c'è più tempo nonostante il destro di Michelangelo, blocca Di Ponto, blocca il tempo l'arbitro, primo tempo in archivio e avanti l'Eco City per 1-0 grazie all'autogol di Daniele Gattarelli.
Tornati live dal Pala Lavinium di Pomezia, sono tornate anche le squadre, mancano soltanto gli ok dei direttori di gara, forse c'è un mini problemino alla porta che dovrà difendere in questa seconda frazione di Ponto. Tornati dopo un primo tempo andato in archivio con il risultato di 0-1 in favore dell'Ecocity, un primo tempo bello e vivace, deciso fin qui dalla giocata forse più brutta di tutta la gara, sicuramente per esito e fortuna la peggiore, quella di Daniele Gattarelli. Vediamo quale sarà la reazione della Fortitudo, che gioca per mantenere l'imbattibilità casalinga sia in campionato sia nei confronti dell'Ecocity, che non ha mai espugnato il Pala Lavinium con 3 punti da quando le due squadre hanno iniziato ad affrontarsi nel nazionale. Intanto siamo già ripartiti con 2 palloni giocati da una parte e dall'altra da Moliterno e Di Ponto. Il secondo, quello per Brunelli, è stato mandato via prontamente da Moliterno, che per poco non colpisce Bueno in panchina. Nem Taborda trova Brunelli, che manca l'intervento col pallone. Cutrupi scambia con Moliterno e gioca con Mentasti. Rischio di Mentasti sul break di Nem. Moliterno verso Lugero Lopez, ancora fallo di Lugero, che in questa situazione ha raccolto solo fischi contro fin qui. Nem, Taborda, pressione Fortitudo, Lara per Nem, contromovimento di Brunelli, trovato Brunelli, doppia suolata, la tiene e poi fa respirare, applaudito da Mister Marin. Taborda con l'esterno da Brunelli, riesce a passare Taborda, poi Cutrupi e Lugero. È un 3 contro 3, Lugero da Michelangelo, sfidato Nem, doppia suolata, tripla suolata, sposta sul mancino, ultimo tocco del 27, sarà angolo per la Fortitudo. Michelangelo sul pallone, palla forte dentro, Taborda con mestiere, con tutte e due le mani dietro, si oppone forse col petto o con la spalla se non ho visto male. Comunque rimessa Fortitudo, Michelangelo, Mentasti, Lugero, sta arrivando Michelangelo, suolata e destro, ancora impreciso. È l'uomo più vivace della Fortitudo, anche quello che trasmette meno felicità di quello che sta accadendo. Tanto Taborda, servito da Brunelli, spreca col destro. Sono però 3 volte nel giro di 1 minuto e mezzo che l'Ecocity, quando supera la metà campo, arriva a concludere. Campanello d'allarme in casa Fortitudo, se ne è accorto mister Angelini, che ha strigliato prontamente Lugero Lopez, che ora riesce ad addomesticare Cutrupi, passa su Taborda che è già ammonito, attenzione. Non c'è secondo cartellino, Cutrupi era andato via. Tutta in piedi la panchina della Fortitudo a reclamare il secondo cartellino a carico di Pablo Taborda, che ha rischiato tantissimo in questa occasione. Si è salvato con un semplice fischio.
Sistema con cura Ruggero Lopez. Lascia poi a Dudu, scarico per il 9, forte in porta. Pallone alto. Di Ponto per Nem. Può arrivare allora la pressione, Taborda sfida Ruggero, Taborda passa su Ruggero 2 volte, poi Cutrupi sbuca e fa su il pallone. Con un gran lavoro ottiene anche rimessa, applaudito dalla panchina Cutrupi. Ruggero, Mentasti lascia a Michelangelo, lo attende Nem, Michelangelo va da Cutrupi. Cerca soluzione, trova Michelangelo, perso inizialmente da Nem. Michelangelo col cambio lato, Brunelli capisce tutto e allora un 2 contro 2 di là. Nem colpisce e recupera Ruggero con ritorno. 3 contro 2, torna anche Brunelli, torna anche Nem. Si ricompatta Lecositi e allora Michelangelo decide di andare da solo con deviazione di Taborda. Sarà angolo per la Fortitudo. Movimento di Michelangelo che arriva a calciare colpendo Matilara sulla solita palla alta giocata da angolo. Mentasti alza per Ruggero Lopez, protegge su Taborda che però ha la meglio. Allora Matilara, poi Michelangelo. Occhiataccia a Matilara che forse ha lasciato lì il piede. Fusari, dopo lo scambio con Taborda, servito ora da Nem, nello spazio sempre per il 7. Pallone sfila, può bloccare Moliterno. Ora Michelangelo. Stop and go su Nem. Poi Mentasti preferisce passare per Cutrupi. Io no. È il consiglio di Moliterno. Allora Michelangelo. Cercato e trovato Ruggero. Sta arrivando Cutrupi velocissimo. Doppia solata, sterzata. Palla per Ruggero. Botta sicura. Poi Cutrupi. E poi Mentasti. La palla non è entrata. Allora siamo già di là. 4 contro 2. Fusari colpisce Moliterno. La blocca il 22. Vediamo se può far ripartire. Michelangelo poi nella terra di nessuno. Cutrupi urla e gol. Vediamo Ruggero col destro. Di Ponto para. Arrivano Cutrupi e Ruggero. Calcia Cutrupi. Poi Mentasti non riesce a ribadire in porta. Forse palo pieno. Non si riesce a vedere se il pallone ha varcato la linea. Sembra ben posizionato però il direttore di gara, lo vedete. Destra del vostro schermo. Episodio dubbio. Risultato però che rimane invariato. Chiede scusa Sergio Romano. Episodio che forse dà un po' più di fiducia alla Fortitudo. Tiaghigno, Gattarelli e poi Dudu. Raubo Dudu. Può giocare con Moliterno, poi Gattarelli di prima col mancino, palla murata da Fusari. Dudu la alza per Tiaghigno che vuole solo proteggere sull'arrivo di Micheletto. Il pallone esce. Movimento di Nem, Romano la regala a Dudu, 1 contro 1, Dudu superato Nem che lo mette giù. Nem ammonito. Cartellino giusto
Sposta palla Dudu che lo stende. Allontanato per proteste Franco Mandarino, preparatore atletico della Fortitudo. Ne rimane comunque una punizione per la Fortitudo. Dudu ha già sistemato il pallone. Parte Dudu, colpito Micheletto. Rimessa Fortitudo che ha reclamato una distanza non rispettata da parte di Micheletto. Dudu, Tiaghigno per Raubo, entra nel campo e scarica per Gattarelli, poi Tiaghigno, pressione di Fusari, trovato Dudu, con calma da Raubo, esce bene la Fortitudo, allora Gattarelli su Tiaghigno, Dudu, Raubo per un momento dimenticato da Siddi, ritrova la marcatura, Dudu, Tiaghigno, arriva Fusari, sempre rapidissimo il numero 7 a mettersi anche molto bene col corpo. Siddi, bel lavoro su Raubo senza commettere e senza subir fallo. Ancora Siddi, Fusari, Romano col tacco per Siddi, la muove bene Lecositi, Romano, Fusari, Micheletto, pressione Tiaghigno, Romano ancora Micheletto, Fusari di prima, trovato Siddi che lascia sfilare, comunque applaudita Lecositi. 14-25, primo quarto di ripresa ampiamente andato. Tiaghigno rischia un po' e poi la mette fuori, si lamenta con i compagni per un movimento non arrivato. Micheletto da Fusari, Romano, ancora Micheletto, cambia passo su Raubo, scarico, protezione e poi Fusari, Siddi, ha preso un colpo Micheletto, nulla secondo il direttore di gara, Tiaghigno, ammonito Siddi. Dudu, la muove per Gattarelli, Tiaghigno, Dudu, Raubo, sempre bassa la Fortitudo, Tiaghigno, Gattarelli con l'esterno, Raubo in una gabbia di 3, Dudu è scappato Tiaghigno, trovato Gattarelli, controllo perfetto di Gattarelli che poi avrebbe la giocata semplice, frontale, decide di trovare Raubo. La palla la brecca Lecositi con Micheletto che riesce a passare, poi Siddi forte, palla alta. Micheletto, Scodella, Raubo prima di Siddi, poi Dudu con Moliterno. Raubo, Tiaghigno, gran traccia nel numero 18 per Tiaghigno che prende metri e scarica su Gattarelli, pensa anche alla conclusione e in volo di ponto
Angolo Fortitudo. Trascorsi quasi 7 nella ripresa. Dudu, palla verso Gattarelli che non arriva con la testa. Brunelli, Siddi, Romano contro il movimento di Brunelli, sempre efficace, non si scompone mai sulla pressione. Intanto Raubo lavora di rifinitura, torna Fusari, fallo di Raubo. Anche ammonito Raubo per il fallo su Fusari che stava provando a ripartire, tenuto irregolarmente. Siddi, Romano Siddi, arriva Fusari, Brunelli, che protezione su Gattarelli, Brunelli di là, Fusari col tocco sotto, palla larga, ma che azione dell'Eco City, uscita benissimo, è arrivata fino in fondo, Moliterno per Tiaghigno, controllo così e così, ma destro preciso di Ponto in angolo. 10 secondi di emozioni al Palalavinium, dal quasi 0-2 al quasi 1-1, risultato ancora in bilico nonostante non finiscano di arrivare le occasioni. Dudu, scodella verso Tiaghigno, riesce in qualche modo a servire Raubo, la tiene sotto la suola, Raubo, Dudu, la sposta, Dudu vuole calciare, fuori da Gattarelli, arriva Tiaghigno, Gattarelli, doppia suolata, con la punta Gattarelli, Di Ponto mostruoso, paratone di Ponto, aiutato anche dal palo, mamma mia che parata. Dudu, Tiaghigno ancora Dudu, arriva l'aiuto di Raubo, Dudu fino in fondo, cerca Raubo, Siddi prima e poi Di Ponto subito per Siddi, 2 contro 2, Siddi contro Tiaghigno, destro murato, soltanto angolo. Appena avremo modo rivedremo la parata sensazionale di Di Ponto sul destro di Gattarelli. Taborda, palla fuori, Brunelli addomestica, calcia forte, deviazione di Lara a centimetri dal gol del raddoppio l'Eco City. Che bella partita. Cutrupi, Michelangelo, è cambiato nuovamente il quintetto, anzi il quartetto in casa Fortitudo. Lugero Lopez, suolata per Michelangelo, vuole calciare, poi Mentasti protegge sul ritorno di Siddi, Mentasti, scodella, Lugero, forte ma impreciso, rivediamo Gattarelli, gran suolata, mandato al mare Romano e poi che parata di Di Ponto, sulla puntata forte di Gattarelli, davvero un miracolo quello del numero 12. Michelangelo servito da Lugero Lopez, deviazione provvidenziale di Taborda sull'ottimo lavoro di squadra. Sembra averne un pelino di più la Fortitudo. Siamo quasi a metà, 11-18 da qui alla fine. Cutrupi forte dentro, 2 volte Brunelli, riesce a toccare per Nem. Cambio lato su Lara, sfidato Cutrupi, Lara sterza, finta di calciare e poi va da Taborda. Nem entra nel campo, Taborda va sul mancino, forte Lara, traversa piena di Mati Lara,
perso dai radar difensivi sulla giocata di Taborda. Si salva ancora la Fortitudo, terzo legno di giornata per l'Eco City. Mentasti, Lugero Lopez, sta arrivando Cutrupi, Lugero va da solo, prova ad andare, Taborda lo mette giù, Taborda è già ammonito, eccolo il secondo giallo che arriva dopo il rischio corso nell'intervento precedente. Questa volta viene punito Pablo Taborda, episodio che può cambiare l'inerzia della gara. Protezione di Lugero, Taborda lo stende, non colpisce mai il pallone, almeno questo è quello che vediamo nelle immagini. Ancora a terra Lugero Lopez, intanto Taborda viene allontanato. 10:35, rosso per Pablo Taborda. Lo sport del diavolo, a distanza di pochissimi secondi dalla traversa di Matilara, che sarebbe valsa il +2, ai 2 minuti di inferiorità numerica. Intanto il fallo di Taborda sembra essere più che netto su Lugero Lopez, che si rialza soltanto adesso. Sergio Romano a parlottare col direttore di gara, tutt'altro che contento ovviamente della decisione presa dall'arbitro. Cambiati gli interpreti. Dudu, vediamo quale sarà la scelta del numero 30. Se andare direttamente in porta, c'è il fischio. Dudu! Battuto di Ponto. La rimessa in equilibrio la Fortitudo col destro piazzato di Dudu. 1-1 al Palalavinium. Non saranno 2 i minuti di inferiorità, perché è già stato ripristinato il quintetto, ha segnato la Fortitudo. E ora è 1-1. Micheletto lascia a Nem. Romano prova a passare su Lugero Lopez, non c'è nulla. Allora Cutrupi gioca con Moliterno. La vorrebbe Lugero. Moliterno cerca Dudu. Cutrupi accomoda per Michelangelo. Cutrupi lascia Dudu, che trova Lugero. Mancino di prima intenzione, attento di Ponto. Poi Nem prova a sgasare Nem, cerca Romano, non lo trova, è 3 contro 2 possibile di là. Lugero per Cutrupi, sta arrivando Dudu, deve tornare Cutrupi. Ora Dudu, contromovimento, la lascia lì Lugero. Bravo Micheletto, poi Michelangelo. Per Dudu, sterzata, Dudu fino in fondo, scarico, Lugero Lopez, ancora di Ponto, forse Cutrupi, 3 contro 2 di là, Micheletto, Nem, si ferma, Nem, Michelangelo col piedone, esulta come se avesse segnato, anche giustamente. Hanno rischiato tanto entrambe, hanno vinto le difese. Angolo Eco City, Nem, Micheletto calcia, murato da Cutrupi. Romano, si agganciano Brunelli e Michelangelo.
Di Ponto, Moliterno prima di Brunelli, Dudu, Michelangelo, sterza, rischia un po' sulla pressione di Nem, non io ancora da Moliterno, allora si va da Ruggero, Dudu, Michelangelo, Dudu, c'è Cutrupi, servito, Dudu, finta di scarico, va ora da Raubo. Cutrupi di prima, gran palla, c'è Brunelli, bella lettura, poi Micheletto prima di Raubo, pallone così e così, Romano non lo gestisce, c'è solo Fortitudo ora, Ruggero Lopez per Cutrupi, murato da Nem, 8:29. Giro all'angolo per la Fortitudo. Dudu. Fuori da Cutrupi che scarica su Ruggero. Raubo torna da Cutrupi, di prima da Dudu. Converge e scarica su Raubo, contromovimento, Raubo, terzo uomo, Ruggero, solida giocata, Romano riesce a servire Micheletto, controllo il mancino, esterno della rete per Leo Micheletto, che un gol dell'ex già l'ha fatto sia all'andata che in quel derby poi interrotto. Ruggero nel traffico, riesce a servire Raubo, solata orientata, Cutrupi non riesce a toccare per Dudu. Ancora applausi convinti stavolta da parte di mister Angelini, che non smette un attimo di chiedere pressione. Micheletto alza per Fusari, controllo col petto, Raubo è ben messo, ma la palla ce l'ha sempre Fusari, che torna da Di Ponto, litiga un po' col pallone, allora scarico sul Romano, pressione di Ruggero, cercato Fusari, trovato Dudu. Sembra essere l'uomo in più per la Fortitudo ora Dudu, autore del gol del pari. Raubo, Cutrupi, Dudu, Ruggero Lopez, col pallone la Fortitudo, Cutrupi col tacco per Ruggero, trovato 1 contro 1 con Romano, la palla è uscita secondo il direttore di gara, aveva comunque parato Di Ponto, non è più una novità. Fusari, Micheletto la alza, Cutrupi prima di Siddi, passa il pallone, torna Micheletto, Romano sulla pressione, riesce ad uscire bene, 2-3 suolate e poi cambio lato, perfetto e preciso, torna Raubo, gran lavoro su Fusari. Non ne ha più Ruggero, dentro Tiaghigno, Romano, no look da Siddi. Fa mea culpa, dicendo ho sbagliato io. Michelangelo, Moliterno, Gattarelli, cambio lato, Michelangelo nella terra di nessuno. Di Ponto per Fusari, Romano, pressione solita della Fortitudo. E Angelini contentissimo di come stanno operando i suoi. Michelangelo, Gattarelli, dentro anche Fantesele. Tiaghigno, Michelangelo, Gattarelli, trovato il 10, pressione di Lara, ultimo tocco del 5, incredulo. Michelangelo non riesce a passare su Siddi, arriva Gattarelli, fallo di Siddi, che dice ho preso la palla, disperato Siddi, forse aveva anche ragione, rivediamo. Gattarelli prende sicuramente la palla.
2 falli a 4 in questa ripresa. A 6 minuti dai titoli di coda, Raubo lavora su Fantesele, ottima la protezione, poi torna da Michelangelo, c'è Sid in pressione, Tiaghigno prova ad andare alle spalle, allora Michelangelo si prende il campo lasciato dal 10, Gattarelli, Raubo e poi Michelangelo. Avrebbe voluto Raubo, preferisce andare da Gattarelli, poi Tiaghigno isolato e servito Michelangelo. Cambio lato su Tiaghigno, a campo per andare il 10, Tiaghigno sterza per Michelangelo, l'aveva colpita benissimo, ma dall'altra parte c'è sempre Di Ponto. (5:22) Tiaghigno fuori per Dudu, Raubo orienta, trovato Gattarelli col mancino, Di Ponto blocca agevolmente, rimane, urla Angelini dalla panchina, Siddi scodella, non può arrivare Matilara. Dudu, Tiaghigno, Raubo rischia e poi indica la strada a Tiaghigno e gli ha chiesto uno sforzo di troppo. Angelini è una furia, continua a dire sali, sali, pressa più stretto. Nem prova a passare su Dudu, non c'è nulla. Torna Ruggero Lopez, Tiaghigno, Gattarelli, ancora per il 10, esce Dudu, servito Moliterno e col mancino non la tiene in campo. Nem per Fantesele sul primo Moliterno in bugger, riesce ad opporsi Tiaghigno, Fantesele prima di Ruggero Lopez, poi Tiaghigno con la testa su Moliterno che vuole Ruggero, che però ha fatto un altro movimento. 4:15, né da una parte né dall'altra c'è l'intenzione quantomeno di giocare col portiere di movimento. Dudu con l'esterno da Tiaghigno, ancora per il 30, sfidato Nem che lo costringe però a tornare indietro. Gattarelli, gran palla per Ruggero, si fa salire i suoi, allora Dudu pensa anche alla conclusione, Dudu passa fino in fondo, Dudu, Di Ponto chiude la saracinesca. Parata numero infinito +1 per Di Ponto. Dudu, Tiaghigno verso Ruggero, si oppone Matilara, torna Brunelli, torna anche Micheletto. Gattarelli la tiene ferma, Dudu col brivido Moliterno, movimento di Ruggero cercato da Moliterno, Romano riesce solo a complicargli un po' la vita. Tiaghigno, Dudu, palla verso Tiaghigno, trovato Dudu, il terzo uomo è Gattarelli che è scappato via, un tocco di troppo forse di Tiaghigno che riesce a servire comunque Dudu. Nem con la pressione fatta bene. Moliterno verso Ruggero, Romano appoggia con la testa a Micheletto, pressato da Gattarelli, l'ultimo tocco è proprio di Micheletto, ha già giocato Gattarelli, allora Dudu verso Tiaghigno, sta arrivando Gattarelli, Tiaghigno sfida Brunelli, Tiaghigno forte, facile per Di Ponto che poi
con le mani va verso Nem, è impreciso però, 2,51 alla fine. Vuole alzare i giri del motore Angelini, strilla per una seconda palla che non arriva, Gattarelli ha battuto ma la rimessa è delle Cositi. Micheletto cerca Brunelli, opposizione di Cutrupi e time out. E questa è la scelta di Mister Marin a 2,34. Vediamo cosa vuole preparare, se il portiere di movimento o una giocata. Ha deciso comunque di fermare il tempo. Prova a rubare con lo sguardo Mister Angelini, che però deve pensare adesso a istruire i suoi. Si torna a giocare, c'è portiere di movimento e c'è Leo Micheletto con la maglia bianca come uomo in più, power play quindi di Mister Marin. Nem, cambio lato Micheletto, ancora Nem, vediamo se l'intenzione è quella di addormentare quasi, far trascorrere questi 2 minuti o provare subito la giocata. Brunelli, Micheletto col mancino, Moliterno, poi Nem, ancora Moliterno, la porta è vuota, Dudu, Michelangelo, ancora Dudu, non c'è portiere, Dudu prova ad andare, Dudu passa su Romano, la palla è uscita e la rimessa è per le Cositi. 120 secondi da ora, Romano, Nem, Micheletto, Nem, Romano, Nem, Brunelli, 1,35, Nem, Brunelli, ancora Nem, decide di andare da Micheletto, scarico su Brunelli, chiama la giocata Mister Marin ma per Nem è ancora presto, allora continua a girare le Cositi. Micheletto, controllo e scarico, Brunelli, cambio lato Romano, Nem, Romano, Nem, Micheletto, Brunelli, gira le Cositi, Nem per Micheletto, palla ferma, Brunelli, trova Siddi in angolo, murato da Cutrupi. 58 secondi, Siddi fuori da Nem, Romano, Nem, Romano, Nem, pressione di Mentasti, Nem prova a spezzare il raddoppio, passa Romano con la punta forte, poi con la suola, il campo forse è finito, la palla è uscita. E allora il time out lo gioca anche Mister Angelini, 37 secondi di tempo ce n'è e vuole sfruttarlo al meglio Mister Angelini. Time out Fortitudo.
Power play anche per la Fortitudo, vediamo se riuscirà ad uscire dalla pressione delle Cositi. Finale concitato al Palalavenium. Tiaghigno, Raubo con la testa, regala, Romano, Micheletto, la porta è vuota, Micheletto esterno della rete, a centimetri dal match winner Leo Micheletto. Dudu non trova Michelangelo e allora attenzione alle mosse. Torna Micheletto con la maglia bianca, Romano, sterzata su Mentasti, Romano va, palla in angolo e allora non c'è power play di qua. Moliterno, palla in angolo verso Cutrupi con la testa, Nem, poi Michelangelo, Moliterno non può prenderla, altro regalo, che finale a Pomezia, 15 secondi, ultimo possesso forse delle Cositi, che si gioca ancora la carta Micheletto, non ce la fa più Michelangelo, forse i crampi, si rialza soltanto adesso. Ce la fa Michelangelo. Siddi, Romano, 12 secondi, Nem chiama la giocata, Nem, Micheletto, Moliterno, parata salva risultato a 8 secondi dalla fine sul bolide terra aria di Micheletto. Vediamo se ci riprova, Nem prova l'imbucata, Mentasti chiude, 2 secondi, 1 secondo, Romano prova a calciare, non c'è più tempo, titoli di coda. A Pomezia vince lo spettacolo, non si va oltre il pari all'autorete di Gattarelli, risponde il piazzato di Dudu tra Fortitudo Pomezia, il recupero del derby finisce in parità 1-1. Davvero una bellissima partita quella del Palalavenium, un vero peccato non viverla col pubblico. Applausi convinti per tutte e due le squadre, per lo spettacolo offerto. Ma i punti avrebbe meritato qualcuno? Non lo so. Da una parte sicuramente i 4 legni colpiti dalle Cositi fanno rumore, c'è da dire però che nella ripresa abbiamo visto tanta più Fortitudo rispetto alle Cositi. Comunque rimane l'1-1. Quindi da me, Lorenzo Savi, da Pomezia è davvero tutto. Grazie a chi ci ha seguito dall'inizio, chi è in corso d'opera, chi soltanto alla fine, perché è stato davvero un bel finale. Alla prossima!